Si chiude il 2022 di Cus Palermo e Mazzarese di fronte anche per il turno che chiude il girone di andata nel campionato di eccellenza. Girone A, da una parte una squadra che ha smesso praticamente di fare punti dopo il folgorante avvio di stagione, dall'altra i giallorossi affidati a mister Iacono che sono pronti a portare a casa altri 3 punti. E la partita inizia sicuramente nel verso giusto per la squadra allenata proprio da mister Iacono, anche se c'è il primo tentativo della partita ad opera di Scozzari che vede la sua conclusione andare sul fondo, ma poco dopo arriverà il gol che sblocca la partita. Qui c'è un cross dalla sinistra alla sponda di Secan, il colpo di testa e il salvataggio sulla linea da parte dei difensori del Cus. Poi però su una palla recuperata al limite dell'area di rigore c'è Gebor, la palla per Mario Secan che propone al centro, c'è una deviazione e poi Ciccio Corso, il gol dell'1-0 della Mazzarese che sblocca la partita al centro universitario sportivo di Palermo, la zampata del numero 8 giallo-rosso che porta in vantaggio la sua squadra. Poi 4 minuti dopo c'è No, nel il senso non mi possono arrivare tentativo ancora sulla chiamate sinistra con niente. Secan appena arrivato dalla Don Carlo Misilmeri, la palla sotto La porta modalità. per Perone che si gira in un fazzoletto, batte Carnevale 2-0, minuto 22 ed è il gol da parte del puntero di mister Iacono che dunque porta i suoi sul 2-0. La partita di fatto è praticamente chiusa in favore della Mazzarese che gioca sul velluto. Qui Egbebor con una grande giocata sul lato destro riesce ad andare via al diretto avversario, propone al centro e poi Perrone con il tacco, gran giocata da parte del centravanti della Mazzarese, gol alla Hernan Crespo che vale il 3-0 al minuto 40 con il Cus che più avanti cerca di reagire alla palla, arriva Spataro ma c'è un super Furnari che nega il gol della bandiera ai padroni di casa, gran volo sulla sua destra per il portierone della Mazzarese, minuto 44 però ancora ospiti in avanti, ancora con lo scatenato Egbebor che guarda al centro, c'è Mario Secan che mette da 2 passi alle spalle di Carnevale, debutto e gol per l'attaccante arrivato dalla Don Carlo Misilmeri alcuni giorni fa e soprattutto va al riposo con un rotondo e confortante 0-4 la squadra di Mazzara del Vallo che può Scusa, Pere. iniziare poi il secondo tempo sicuramente con una gestione più oculata del risultato, mentre qui le squadre vanno negli spogliatoi. Nel secondo tempo si comincia però subito con un'emozione in favore dei padroni di casa Occhio, con la occhio. palla che viene gestita al centro dell'area, c'è un tocco col braccio e c'è soprattutto un calcio di rigore in favore del Cus. Se ne incarica il giovane centravanti Taibi che guarda Furnari negli occhi, aspetta il fischio dell'arbitro, parte con la rincorsa ma Furnari ancora una volta dice di no come nel primo tempo. Un altro miracolo del portiere della Mazzarese, ma 10 minuti più tardi c'è un'azione sulla destra da parte del Cus, la palla arriva in area per Spataro, dopo il salvataggio ancora di Furnari, sempre Spataro trova il gol dell'1-4, il gol della consolazione per un Cus Palermo volitivo, ma che però si è semplicemente trovato di fronte una squadra più forte, anche perché un paio di minuti dopo, altra situazione pericolosa per la Mazzarese, la palla arriva sul sinistro di Ogbebor che colpisce l'esterno della rete ad un passo addirittura dall'1-5, la Mazzarese che però continua ad attaccare con la giocata sulla sinistra, c'è Secan che guarda al centro, mette questo pallone, Terrasi sfiora l'autogol ma quantomeno nega la gioia della quinta marcatura agli avversari. Poi c'è un calcio di punizione di Randazzo, esce male questa volta Furnari, non riesce nella correzione in rete Spataro, palla che sorvola la traversa, minuto 76, c'è la serpentina sulla destra e poi il contrasto falloso, calcio di rigore per la Mazzarese, un quarto d'ora dalla fine, nessuna protesta da parte dei giocatori del Cus, si presenta dal dischetto Erbini che guarda Carnevale negli occhi, parte con la rincorsa, parte con il destro che spiazza il portiere del Cus, 1-5 al minuto 77 ed è di fatto questa l'azione che chiude la partita. Nei 15 minuti finali non succederà più nulla se non il triplice fischio da parte del direttore di gara, stravince la Mazzarese che chiude il 2002 con il sorriso. Ancora niente punti in quest'ultimo frangente per il Cus. Da Sportiside è tutto, alla prossima.